Bentrovati a una nuova puntata di Nord-Estate, il programma di Telechiara che vi racconta un po' l'estate a Nord-Est sotto vari e diversi punti di vista e varie iniziative. Oggi in particolare ci occuperemo di un tema che dovrebbe essere caro a tutti, a molti, di prevenzione ambientale, ma un tema che non è per nulla scontato. E ci occuperemo delle iniziative di ARPAV, l'Agenzia Regionale per l'Ambiente del Veneto, e in particolare lo faremo con l'ospite che vado subito a salutare, che è la dottoressa Paola Salmaso, dirigente del settore prevenzione e comunicazione di ARPAV. Benvenuta Paola. Buongiorno, E grazie per grazie. essere con noi. Allora Paola, con lei oggi cercheremo di capire intanto come ARPAV si muove in questo settore, che è quello dell'educazione ambientale, quindi che ovviamente include anche la prevenzione, se vogliamo, comportamenti preventivi, comportamenti di sostenibilità che dovrebbero essere davvero ormai nell'abitudine quotidiana di ognuno di noi, ma spesso e volentieri così non è. E quindi capiremo ARPAV come interagisce in questo settore. E Paola, sei d'accordo? Partiamo subito con uno spot, ci spieghi che spot è, un po' una presentazione di questa attività. Sono le linee essenziali delle attività di ARPAV, quindi sono essenzialmente tre: la misurazione, il controllo e il monitoraggio, la prevenzione e la ricerca e i servizi per il territorio. In 30 secondi li In vediamo. 30 secondi chiediamo quindi alla regia di vedere subito questo spot. ARPAV, diamo all'ambiente la giusta misura. Diamo all'ambiente la giusta misura è anche un po' il tema di questa puntata di Nord-Estate, quindi la misurazione, la ricerca, la prevenzione e poi la difesa del nostro territorio. Ecco Paola, allora come ARPAV, come questo ente si pone di fronte a questa necessità di educare alla prevenzione ambientale? Sì, in tanti modi. ARPAV abbiamo visto anche nel brevissimo spot, la missione principale di ARPAV è il controllo dell'ambiente, il controllo e il monitoraggio dell'ambiente in cui viviamo, e per fare questo dobbiamo fare delle misurazioni, e questo è la protezione dell'ambiente. La interrompo subito Paola, spieghiamo brevemente a chi ci sta ascoltando in cosa consistono queste misurazioni, cioè che cosa Sì, fa ARPAV nella maggior parte del sì, suo tempo e del sì. suo lavoro, ecco. Ecco, misura i livelli di inquinamento di tutte le risorse ambientali, cioè il livello di inquinamento dell'aria, misura lo stato delle nostre acque, del nostro mare, lo stato dei suoli. Ecco, questo è il lavoro principale di ARPAV, quindi raccoglie, analizza, elabora e ritorna con le informazioni che definiscono lo stato di salute. Questo è appunto la maggior parte del lavoro e si riferisce all'aspetto di protezione. Certo. Ecco, è innegabile che lo stato del nostro ambiente non è proprio sanissimo, Certo, insomma, se ha non qualche compromesso è sofferenza. messo seriamente alla Ecco, ha prova. qualche sofferenza e su questo non c'è alcun dubbio. Allora io faccio spesso questo esempio, così come viene misurata la temperatura a un paziente che è un po' malato, anche noi misuriamo la temperatura del nostro ambiente, noi di ARPAV misuriamo la temperatura, insomma lo stato del nostro ambiente, Certo. e questo è l'aspetto principale, l'attività principale legata alla protezione. Ma ARPAV non è solo agenzia regionale per la protezione, è anche agenzia regionale per la prevenzione ambientale, e rispetto invece a questo secondo aspetto, non assolutamente meno importante del primo, facciamo tutta una serie di iniziative che sono legate, e così come in sanità si fa la lotta contro il fumo, la lotta contro l'AIDS, o per un'alimentazione più sana, anche noi cerchiamo di sensibilizzare le persone
ad un uso più attento delle risorse ambientali, quindi a consumare meno energia, a non sprecare l'acqua, oppure cerchiamo di indurre a tutelare meglio il nostro ambiente, e qui rientrano tutte le iniziative a salvaguardia della biodiversità e degli ecosistemi naturali. E per finire invece proprio cerchiamo di sensibilizzare a stili di vita più sostenibili, tra virgolette, a comportamenti più compatibili con l'ambiente, insomma ad avere un maggior rispetto dell'ambiente, un maggior rispetto. Avere maggior rispetto dell'ambiente significa essenzialmente avere anche maggior rispetto del proprio prossimo, Certo. essere, diciamo, educati ad una convivenza più civile, ecco. Certo, insomma anche allenare le persone a capire che il territorio subisce delle modifiche in base ai nostri comportamenti, quindi siamo direttamente responsabili sia dei cambiamenti negativi sia della tutela e della prevenzione invece del nostro territorio, no? Questo è un po' un obiettivo che anche ARPA si pone insieme ad altri enti. E quindi entrando nello specifico delle campagne appunto di educazione, in quale maniera raggiungete l'utenza e anche magari in maniera diversificata in base all'utenza, credo? Sì, le attività che facciamo sono molteplici e sono naturalmente diverse, appunto come dicevi tu, a seconda del tipo di destinatario e del tipo di obiettivo che ci poniamo. Abbiamo azioni che sono di natura più prettamente informativa, e qui l'obiettivo è quello di far conoscere, no, il sapere, ecco, e in queste rientrano le iniziative, gli opuscoli informativi, le nostre relazioni tecniche, il nostro sito internet, che ricordo che oramai ha raggiunto dimensioni tali, ha oltre 2,5 milioni di utenti al mese, insomma veramente molto 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 seguito. Che è www.arpav.it, insomma. www.arpa.veneto.it, Sì, ecco. esattamente, arpa.veneto.it, .it. che non è cliccato solamente per vedere le previsioni del tempo o la situazione montagna, insomma, nei nostri litorali, ma anche per proprio andare a leggere quelli che sono i dati che pubblicate e presentate Certo, periodicamente. certo, ci sono bollettini di tutti i tipi, appunto, naturalmente quelle delle previsioni sono molto gettonati, ma ci sono quelli della balneazione, ci sono quelli legati all'agroambiente, insomma sono moltissime, ma poi soprattutto ci sono i dati e informazioni su tutte le nostre attività, su tutti i controlli che facciamo, nonché appunto informazioni di natura educativa. Ecco, e qui ritorno alla Certo. domanda che mi facevi. Ecco, quindi abbiamo queste iniziative informative, poi ci sono delle iniziative che hanno un obiettivo un pochino più ambizioso, che è quello del poter trasmettere delle abilità e quindi il saper fare, e in queste rientrano tutte le iniziative, i progetti di educazione ambientale che facciamo nelle scuole, piuttosto che i corsi di formazione agli insegnanti, agli operatori, ai tecnici, ecco. E infine invece le ultime le altre iniziative che hanno un obiettivo ancora più ambizioso, che è quello proprio del saper essere, quindi vorremmo, senza montare in cattedra, ma vorremmo cercare di dare indicazioni per essere più sensibili, modificare i nostri comportamenti, le nostre azioni quotidiane, è proprio quello della consapevolezza, lo dicevi benissimo, la consapevolezza dell'importanza del nostro ruolo, della nostra piccola azione e le ricadute che queste possono avere nel nostro ambiente, nell'ambiente che ci circonda. E in queste rientrano appunto le campagne di comunicazione, le campagne di sensibilizzazione che facciamo. Ho visto che sono passati alcuni manifesti, quelli erano i manifesti della prima campagna di comunicazione che abbiamo fatto qualche anno fa, era una campagna
campagna il cui concetto di base era quello della frugalità, quindi richiamava a comportamenti frugali, non Certo. tanto nei consumi, ma nel consumo di risorse, e quindi anche la campagna era basata appunto su lettere di una vecchia macchina da scrivere, insomma anche i manifesti volevano essere frugali, trasmettere Certo, un po' un questo ritorno concetto, all'essenzialità, no? Se esatto, vogliamo. l'essenzialità molto minimalista. Devo dire che abbiamo ottenuto anche, siamo stati molto gratificati perché qui abbiamo ricevuto una lettera di Umberto Eco che si è complimentato per il tono e la leggerezza con cui abbiamo trattato questo tema, e abbiamo vinto anche un premio nazionale sulla comunicazione con questa campagna. Questa prevedeva poster, affissioni pubbliche, poi avevamo degli spot radio, spot in TV e anche nei cinema. E anche l'aspetto del cinema è uno dei mezzi Certo, molto importanti, insomma, per veicolare per dei veicolare messaggi. dei messaggi. Abbiamo fatto un altro esempio molto carino, anche questo, una campagna sul turismo sostenibile, l'abbiamo fatta insieme a Bruno Bozzetto, questo, e quindi era basata su un cartoon di Bozzetto che abbiamo elaborato insieme a Bozzetto, che vedeva tutte le varie fasi, no, di un viaggio del turista, diciamo, un po' rozzo, che non ha Sì, rispetto per l'ambiente, e il turista superficiale, invece, il viaggiatore invece un po' più attento. attento, ecco. Certo. Recentemente abbiamo fatto un concorso, che anche questo ha avuto molto successo, dedicato ai ragazzi, un concorso Movie Up. Questo era sostanzialmente, prevedeva la realizzazione da parte di giovani dai 18 ai 27 anni, quindi comprendeva le fasce di età, gli ultimi anni delle superiori e universitari fino a 27 anni, dovevano realizzare dei video e devo dire che abbiamo visto dei risultati, ci hanno mandato, abbiamo visto delle cose tutte molto belle, la giuria che era composta, era presidente Lella Costa, poi c'erano rappresentanti del mondo del cinema, era molto in imbarazzo nel dover scegliere e premiare Certo. È questi. stata una scoperta anche per voi, quindi, no? La sensibilità Assolutamente, forse che avete assolutamente, incontrato. molto bravi, veramente, veramente è stata una grande soddisfazione anche per noi, perché evidentemente i ragazzi riflettono su questi Certo. temi, ecco, e questo è molto E questo dà importante. anche speranza, insomma, che le nuove generazioni siano attente e pensino effettivamente al futuro del loro territorio. Paola, ci interrompiamo un attimo e appunto perché abbiamo accennato alla campagna Movie Up, vediamo uno di questi molti video, uno di quelli che sono stati poi scelti dalla giuria e premiati, in particolare il premio sezione giovane del concorso Movie Up, così capiamo anche come i ragazzi hanno messo su video quelle che sono le loro idee, i loro pensieri sulla tutela ambientale.
Riutilizzato, diversamente riciclato, un arredamento, un salottino decisamente originale, Paola, quello che è poi uscito da questa azione di riutilizzo di questi ragazzi. Effettivamente fino alla fine si segue con molta curiosità poi quello che sarà il prodotto finale, però è una maniera appunto intelligente di consumo sostenibile, che era un po' il tema anche della campagna Movie Up. Sì, il tema appunto l'abbiamo lasciato volutamente generico sui consumi sostenibili proprio per lasciare ai ragazzi tutta la libertà possibile di declinarlo nel modo in cui volevano farlo. Sì, li portava la loro Ecco. creatività, la loro Esatto. sensibilità, certo. Esatto, esatto. Questo qui è legato hanno interpretato il tema legandolo all'aspetto dei rifiuti, quindi i rifiuti, dai un'altra possibilità di vita ai tuoi rifiuti, quindi oggetti che noi abbandoniamo, accantoniamo nelle nostre case, siamo pieni di oggetti di questo tipo, nascosti più o meno, potrebbero avere un'altra vita, potrebbero essere riutilizzati, impiegati in altro modo, e questo è il messaggio che Certo. questi ragazzi hanno voluto darci. Paola, questo era uno dei premi, dei video premiati, poi tra un poco ne vedremo anche un altro. Una grande sensibilità quindi da parte delle giovani generazioni. Questo a cosa vi ha portato? A quale riflessione vi ha portato? Che quindi bisogna puntare forse proprio sui giovani per un futuro più sostenibile. Sì, sicuramente i giovani sono i destinatari privilegiati di tutte le nostre iniziative, ma non sono gli unici. I giovani sono i più importanti perché ereditano il nostro ambiente, dovremmo lasciarlo nel miglior modo possibile, dovrebbero cercare anche loro di mantenerlo se non di migliorarlo. C'è anche un altro aspetto però che rende i giovani particolarmente importanti. Noi abbiamo fatto un'indagine qualche anno fa proprio sui giovani e sui comportamenti dei ragazzi, naturalmente riferiti sempre all'ambiente, ed è emerso un risultato molto particolare che ci ha fatto riflettere. I ragazzi sanno moltissimo, cioè sono informatissimi, hanno un'alta conoscenza dei temi ambientali, ma nel contempo si comportano anche molto male, nel senso che hanno veramente poco rispetto per l'ambiente, e quindi questo fa sì che ancora di più dobbiamo Sì. investire con loro, ma dobbiamo trovare dei modi giusti per Dei farlo. canali per Ecco, raggiungere, perché sembra quasi, se vogliamo Paola, più grave il fatto di essere consapevoli e però volutamente di non mettere in pratica la Esatto, consapevolezza, no? esatto, è molto più grave. Io penso che sia un po' legato alla fase adolescenziale, al fatto che c'è comunque una ribellione, uno dei progetti nostri l'abbiamo chiamato Ribelli per Natura proprio, no? Quindi dovremmo cercare di trovare comunque dei mezzi per far sì che loro non considerino l'ambiente un'imposizione o insomma avere comportamenti corretti non deve essere un'imposizione, Certo, ma una deve entrare scelta una scelta, ma soprattutto deve finire a entrare nel DNA, così come noi ci laviamo i denti, siamo abituati a tutte le mattine a lavarci il viso e i denti, così uno deve abituarsi a trattare l'ambiente senza neanche pensare, deve essere un certo. riflesso incondizionato. Paola, a parte i giovani che abbiamo capito insomma, essere insomma, attenti, quantomeno poi forse vanno un po' punzecchiati su alcune cose, quali altre sensibilità avete trovato o quali difficoltà anche laddove bisogna lavorare un po' di più nelle vostre campagne e anche nelle reazioni che avete un po' raccolto? Allora, sicuramente rovescio la risposta, nel senso che dico prima laddove abbiamo avuto risultati più soddisfacenti, e questo sicuramente nel trattamento dei rifiuti, quindi le campagne, noi in Veneto siamo Certo, oramai ormai è all'avanguardia a livello risaputo, nazionale. siamo veramente molto molto attenti, e questo credo grazie certamente anche e soprattutto alle campagne che ci sono state di sensibilizzazione in tutti questi anni, quindi questo è sicuramente un aspetto positivo. Un altro aspetto positivo nel quale abbiamo notato un leggero miglioramento, ma su cui veramente dovremmo lavorare molto di più, è quello legato alla mobilità e ai trasporti, nel senso che si sta vedendo un maggior uso di mezzi Dei mezzi alternativi rispetto a quello dell'auto all'automobile. propria, ecco, e anche questo è Anche questo è sicuramente importante, insomma. molto importante perché
perché le nostre città, insomma, sappiamo il livello della nostra aria, viviamo in le una pianura famigerate padana, polveri le sottili. polveri sottili che ci fanno tanta paura, Certo. e che comunque non sono legate esclusivamente al traffico, ecco, ma Certo, insomma certo. diciamo che Ha tutta un'altra serie di ecco, emissioni che esatto. contribuiscono. Le difficoltà invece, Paola, dove bisogna lavorare ancora un po' di più? Allora, bisogna lavorare secondo me molto su alcune categorie, abbiamo già detto i giovani, però dovremmo lavorare secondo me su alcune categorie di destinatari. Il perno principale ancora in famiglia sono le donne, Le quindi donne. le donne dovrebbero essere destinatarie, a mio avviso, di campagne specifiche, ecco, proprio perché hanno un potere nella gestione della casa, della famiglia ancora molto rilevante, e questo ha delle ricadute sicuramente importanti anche nel consumo e Certo. quindi nel risparmio delle risorse. Un'altra categoria, se vogliamo, a cui rivolgersi. sono le nuove, diciamo, i nuovi popoli che stanno Certo, vivendo la con popolazione noi di e che hanno immigrati, usi, ecco. gli immigrati, le immigrazioni hanno usi e costumi completamente diversi, e quindi anche questi andrebbero, e qui si introduce anche un discorso di lingua, insomma. Una campagna che va pensata ad hoc. Certo, Quindi certo. donne e immigrati potrebbero essere i nuovi destinatari delle prossime campagne ARPAV. Siccome il tempo stringe, però ci piaceva farvi vedere almeno un altro video, che è quello del premio ARPAV. Ce lo introduce brevissimamente Paola proprio? Sì, premio speciale ARPAV, un giovane ragazzo, appunto avevano tutti meno di 27 anni, quindi un regista bravissimo, già avrà un futuro per noi e ce lo auguriamo per lui. Si chiama Matteo Marostica e ha fatto tutto lui. Tratta il tema dei consumi sostenibili sotto diversi aspetti: la mobilità, l'uso dell'acqua, l'uso della luce, ma lo vediamo. Eh sì, a questo punto ci ha proprio incuriosito, chiediamo alla regia di farci vedere questo video. Buongiorno a tutti i telespettatori. Pare giunto al termine questo periodo di gelo privo di precipitazioni che ha colpito la penisola nell'ultima settimana. Si profila già per oggi l'arrivo di una nuova perturbazione che porterà rovesci intensi nelle prime ore del pomeriggio, che muteranno in neve durante la sera a causa dell'abbassarsi delle temperature. Ma vediamo con ordine cosa accadrà nei prossimi giorni attraverso le grafiche. Nessuno ti chiede di fare l'impossibile. Con l'uso intelligente e responsabile di risorse preziose quali l'elettricità, i carburanti, l'acqua ed il gas,
anche tu contribuisci in modo attivo alla salvaguardia dell'ambiente. Rinnova il tuo pensiero. Usa la testa. È un consumo d'energia più che sostenibile. E quindi nessuno ci chiede di fare l'impossibile, come raccontava il video di Matteo Marostica, premiato come premio ARPAV di questa campagna Movie Up. Paola, siamo proprio in chiusura, ricordiamo il sito e ricordiamo anche l'ultimissima campagna che è stata avviata in questi giorni. www.arpa.veneto.it, potete trovare tutte le informazioni, tutti questi video e molti di più. L'ultima campagna si intitola Gesti che lasciano il segno. La vediamo, l'importanza dei nostri gesti. Paola, contiamo di avervi ancora con noi davvero per continuare anche a darvi una mano, insomma, a veicolare questi messaggi, queste campagne. Grazie per essere stata con noi. Grazie davvero a Paola Salmaso, che è dirigente del settore comunicazione e prevenzione di ARPAV, e noi in chiusura ci salutiamo proprio con questo video dell'ultima campagna. Alla prossima puntata. Per un ambiente migliore, basta un piccolo gesto ogni giorno. Lascia il tuo segno. Io lascio il segno. Gesti che lasciano il segno. ARPAV, Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto.